Vince 3-0 la Banca Valsabbina Millennium Brescia al termine di una partita molto tirata che ha deliziato i numerosi spettatori presenti al Palagiorgi. Formazioni confermate da una parte e dall'altra, con Mazzola che schiera Caracuta in diagonale con Mingardi, Rivero e Segura in posto 4, Beltman e Spic al centro con Parlangeli come libero. Coach Pistola risponde con Cambi in diagonale con Vanecke, Nizetic e Markovic in 4, le centrali Candi e Zambelli con Zannoni come libero. A spezzare l'equilibrio nel primo set è Mingardi, mettendo a terra il 9-5. Segura fa 14-7 ed è la stessa Maria Segura a chiudere la pratica 25-18. Nel secondo set Cuneo ha un sussulto inizialmente, poi è Brescia a prendere ancora il largo e con Maria Segura si porta avanti 8-4. Due muri di Candi prima fanno 15 pari, poi il sorpasso sul 17-16. Il match prosegue punto a punto sino ai vantaggi, con Rivero che regala la prima palla set sul 25-24. Cuneo ribalta il risultato, ma è Mazzoleni, subentrata a Spic, a chiudere uno stratosferico set 27-25. Anche il terzo parziale è molto avvincente e combattuto, con Cuneo che fa la voce grossa grazie alla nuova entrata Rigdon che segna il primo break per la formazione di Pistola sul 9-7. Un muro di Mazzoleni fa 11 pari. Si va punto a punto sino al 21-18 per la formazione ospite. Poi il servizio di Rivero fa la differenza, sino all'ace del 22 pari. Mingardi regala la palla match del 24-23, poi ci pensa Maria Segura a chiudere la pratica. MVP del match è Francesca Parlangeli, il libero bresciano. 23 i punti per Camilla Mingardi, top scorer del match, 11 per Rivero e 9 per Maria Segura. In casa Banca Valsabbina Millennium Brescia. Per la Bosca San Bernardo Cuneo, 11 punti per l'opposta Vanecke e 10 per Sonia Candi. Nel prossimo turno derby con la Fenera Chieri per Cuneo, mentre Brescia affronterà la trasferta al Mandela Forum contro il Bisonte Firenze.